7 vittime, 8 feriti e 13 dispersi, l'ultimo provvisorio bilancio della strage sulla Marmolada. Rischio di altri crolli si continua a cercare sul ghiacciaio con i droni. Il premier Mario Draghi nel pomeriggio a Canazei incontra i familiari delle vittime. Il governo al lavoro perché non accada mai più. Una vittima e una dispersa sarebbero trevigiani, la notizia in attesa di conferme ufficiali. Ansia, Montebelluna e Asolo. Matteo Battistella, 18enne di Oderzo, ieri era sulla Marmolada con papà e nonno. A metà percorso hanno deciso di rientrare. Pochi minuti dopo la montagna è venuta giù. Il suo racconto. Schianto, autocamion stamattina sulla Feltrina Cornuda. Grave un 42enne di Cavaso, strada chiusa, circolazione deviata per tutta la mattina. Appartamento di 140 metri quadri sequestrato dalla finanza a un 50enne del Montebellunese con numerosi precedenti. Primo giorno di riprese del sequel di Dune, oggi alla tomba Briona San Vito di Altivole, cimitero interdetto da qualche giorno. Agli accessi abbiamo incontrato alcuni fan irriducibili. Bentrovati, buonasera telespettatrici, telespettatori di Antenna 3. Inevitabilmente in primo piano anche per questa edizione trevigiana dei nostri telegiornali la tragedia, l'immane tragedia della Marmolada, con tutti i suoi sviluppi e gli aggiornamenti dell'ultima ora, perché è stata una giornata difficilissima sul fronte dei soccorsi, lo straziante riconoscimento delle salme, l'ansia, l'angoscia dei familiari e di intere comunità su tutto un interrogativo che sta riecheggiando e che è di fatto l'oggetto del sondaggio di questa sera di Ring, in studio con il vice direttore Ferdinando Avarino. Marmolada, colpa dell'uomo? La domanda è come sempre molto secca. Se sì, il numero è quello in verde, 0422162691, se no non è colpa dell'uomo a vostro avviso, 0422162691. 690. La chiamata come sempre è gratuita, l'esito questa sera a Ring a partire dalle 21:15. Dicevamo una giornata difficilissima, allo stato attuale sono 13 ancora i dispersi, 10 sono di nazionalità italiana, buona parte veneti e 3 di nazionalità ceca. Le autorità stanno ancora accertando la proprietà di 4 auto parcheggiate nei pressi dei sentieri che portano al ghiacciaio. Hanno tutte targhe straniere, un'auto tedesca, 2 ceche e una ungherese. Così afferma in una nota poco fa, diramata poco fa, il soccorso alpino trentino. Sono invece 7 i morti, tra questi ci sono almeno 4 residenti in Veneto. Anche qui il bilancio è in continuo aggiornamento. Tra l'altro ci sono 2 notizie cattive in attesa di riscontro. Ci sarebbero un morto trevigiano, un uomo residente a Montebelluna nella località di Guarda e una donna di Caselle di Asolo. Sto sentendo le autorità competenti, carabinieri e protezione civile. Siamo anche noi in attesa di ufficialità. Le parole di poco fa del sindaco di Montebelluna Adalberto Bordin. Quindi ci sono 2 comunità in ansia solo nel Trevigiano, a Montebelluna e appunto ad Asolo. Dicevamo, oggi a Canazei si è fatto il punto, è arrivato anche il premier Mario Draghi, che ha espresso la solidarietà del governo e non solo. Partiamo da qui. Ora, questo è un dramma che certamente ha dell'imprevedibilità, ma certamente dipende dal deterioramento dell'ambiente e della situazione climatica. Oggi l'Italia piange queste vittime e si stringe a loro, tutti gli italiani e le italiane si stringono a loro con affetto. Ma il governo deve riflettere su quanto è accaduto e deve prendere dei provvedimenti perché quanto è accaduto abbia
una probabilità bassissima di succedere o possa addirittura essere evitato. Giunge a Canazei a metà pomeriggio il premier Draghi. Il maltempo non ha permesso all'elicottero che lo trasportava di atterrare per mezzogiorno, orario inizialmente previsto, ma il premier ha insistito per arrivare sul luogo della tragedia e portare la sua solidarietà ai familiari delle vittime, a quelli dei dispersi che stanno vivendo nell'angoscia, ai soccorritori che stanno operando tra mille difficoltà. Nessuno dei presenti nasconde la commozione per una tragedia definita inimmaginabile. Dico che il Veneto sta pagando un pesante, cioè sta pagando veramente una situazione pesante. Noi abbiamo 3 vittime identificate, 7 dispersi o reclamati, persone che comunque delle quali non abbiamo notizia. Ed è una situazione che assolutamente non pensavo mai, almeno io che ne ho viste di tragedie, di dover affrontare. Un messaggio di cordoglio è arrivato da Papa Francesco. Prego per le vittime, si rispetti la natura, le parole del pontefice. Lo stesso capo dello Stato è in contatto con i presidenti di regione e province autonome. Il Presidente Mattarella giustamente dice: ringraziate a nome mio, ho chiamato anche me, ringraziate a nome mio tutti coloro che stanno lavorando. Non è un teatro facile quello di questa tragedia. Ricordo solo a tutti voi che si è staccato un blocco di detriti e ghiaccio lungo 200 metri, largo 60 metri e spesso 30 metri. Un paio di campi da calcio spessi 30 metri. Le ricerche lo dobbiamo ai familiari, lo dobbiamo a chi è ancora lassù e continuano. Ricerche che dunque continuano, con gli uomini del soccorso in prima linea, come assicurato anche dal capo della Protezione Civile Fabrizio Curcio. A loro i ringraziamenti del Premier che si stringe all'intera montagna dolomitica profondamente ferita. Soprattutto sono qui per esprimere la più sincera, la più affettuosa, la più accorata vicinanza alle famiglie delle vittime, dei dispersi, ai feriti e alle comunità che sono state colpite da questa tragedia. Queste le parole ufficiali dense di commozione. C'è poi l'operatività dei tanti soccorritori impegnati, lo diceva Zaia poco fa. Proseguono dunque le ricerche, proseguiranno anche nelle prossime ore. Oggi sono stati utilizzati anche diversi droni. Noi quando siamo arrivati lì ci siamo trovati veramente davanti a un scenario pazzesco, perché c'erano blocchi di ghiaccio e sassi enormi dappertutto e abbiamo cominciato a cercare, poi sono arrivati altri soccorritori chiaramente e comunque le prime vittime sono state tirate fuori. Sono riprese all'alba sul ghiacciaio della Marmolada le ricerche dei dispersi, per essere poi sospese a causa della pioggia e riprendere nel pomeriggio in azione droni ed elicotteri. Troppo alto il rischio di ulteriori crolli per procedere a piedi sul ghiacciaio. Sono quelli che ti garantiscono di non mettere a rischio i soccorritori, perché ovviamente se ci sono rischi di ulteriori distacchi, mandare i soccorritori sotto è molto rischioso, mentre il drone, se dovesse succedere perdiamo un drone, ma non è la fine del mondo. Quindi i soccorritori fisicamente vengono trasportati solo nel momento in cui si dovesse trovare qualcosa. Si cercano le persone, si cercano gli oggetti che possono aiutare ad identificare le vittime. La forza dell'enorme massa grigia di ghiaccio, acqua e detriti precipitata verso valle a 300 km all'ora ha lasciato intatto ben poco. Si cercano zaini, portafogli, documenti per dare un nome e una risposta ai familiari dei tanti che ancora mancano all'appello e che ieri, in una caldissima domenica di inizio luglio, avevano deciso di intraprendere l'escursione sulla Marmolada. Una splendida giornata festiva e questo purtroppo ha aggravato il bilancio della tragedia. Fosse accaduto oggi sarebbero molte di meno le persone coinvolte. Alpinisti comunque esperti, in cordata con la guida. Alpinisti che stiamo scendendo alla Marmolada, insomma, con la corda, attrezzatissimi con i ramponi e tutto quanto, anzi sono stati veramente tanto sfortunati in questo caso qui.
Queste le testimonianze raccolte sul posto dai nostri Tiziana Bolognani e Stefano Bozzi. Vi dicevamo, il bilancio è in continuo aggiornamento, sono minuti di ansia a Montebelluna e Asolo. Ci sarebbe un morto infatti di Montebelluna e una donna dispersa di Asolo, ma appunto siamo in attesa di ufficialità, lo sono anche i rispettivi primi cittadini, ma già si sa purtroppo la sorte della guida alpina Davide Miotti, che risiedeva a Belvedere di Tezza, aveva una attività, ma era molto noto anche nel Trevigiano, era infatti iscritto al CAI di Castelfranco. È di 7 vittime, 14 dispersi, tra cui 4 vicentini, il bilancio della tragedia di domenica in Marmolada, dove il crollo di un seracco ha travolto le cordate di alpinisti che stavano salendo in vetta. Tra le salme riconosciute anche quella di Davide Miotti, residente a Cittadella, che si trovava in alta quota con la moglie Erika Campagnaro, attualmente tra i dispersi. La coppia viveva in via Canave a Cittadella, dove i 2 figli e i familiari stanno attendendo notizie con la speranza che almeno Campagnaro possa essere ritrovata sana e salva. I 2 dal 1998 gestivano un negozio a Belvedere di Tezze sul Brenta. Miotti era molto noto anche tra gli alpinisti della Marca, iscritto al CAI di Castelfranco Veneto. Ci troviamo davanti al negozio Su e Giù Sport, il negozio che gestivano Davide Miotti, guida alpina 51enne, e la moglie Erika Campagnaro di 45, entrambi residenti a Cittadella. Negozio molto frequentato proprio per la tipologia del materiale della merce venduta sia dal bassanese che dall'alta padovana. Un grande amore per la montagna che Davide Miotti e la compagna Erika Campagnaro appunto portavano anche quotidianamente all'interno del loro negozio. Oggi lunedì il negozio è chiuso per il turno infrasettimanale. C'è una curiosità perché proprio tutti i lunedì, vedete, veniva organizzato il lunedì con la guida. Era proprio Davide Miotti, esperta guida alpina, che portava le persone che aderivano a questa iniziativa a fare delle escursioni in montagna. Lei conosceva bene i due titolari? Lo conoscevo benissimo, una persona squisita, onesta, di tutto e di più, una passione enorme per la montagna e basta. Conoscevo molto bene ed era un mio cliente e mi venivo a prendere la roba qua perché avevo via in bicicletta e tutto qua, insomma. So che consumava tante arance perché lui diceva di andare a scalare, quindi ha bisogno di vitamine e tutta sta roba qua. Va bene, mi dispiace. Penso che la più grande cosa, le più grandi doti che aveva Davide è la passione per quello che faceva. Perché ci trovavamo che qualche volta qui alle 5 del mattino, lui che partiva, io aprivo il bar, dunque a quell'ora lì. E dopo il legame che aveva con i suoi clienti, con la sua gente, è una cosa che mi ha scosso molto, ti dirò. Nel pomeriggio il Presidente del Consiglio Draghi si è recato a Canazei per vedere di persona cosa è successo. Oggi l'Italia piange queste vittime, ha dichiarato il Premier. Quanto accaduto, ha continuato, ci deve spingere a lavorare perché non accada più. Ci sono poi le storie di chi si è salvato, dei testimoni diretti della tragedia. È il caso di Matteo Battistella, un giovane opitergino di 18 anni che ieri si trovava in Marmolada con il papà e il nonno. Questo il suo racconto. Proprio durante una breve pausa per bere, comunque per fermarci un attimo, abbiamo udito questo suono molto forte, questo rombo molto forte, e ci è venuto in mente comunque magari un aereo a bassa quota o il temporale che si stava avvicinando, e girandomi quasi istintivamente verso la montagna ho potuto vedere quest'onda, appunto la valanga che veniva giù. Sembravano un caccia, comunque diciamo la situazione ad oggi è molto instabile, però un caccia che appunto volava a bassissima quota, comunque un rombo assordante, e poi siamo arrivati nei pressi del lago di Fedaia, dove appunto c'è un bar, comunque delle persone che anche da lì avevano assistito, e
chiedendoci da dove arrivavamo e rispondendo appunto dai piedi del ghiacciaio, ci avevano chiesto se magari potevano essere state coinvolte delle persone. Diciamo che questo fatto, comunque, assistere a una valanga così anche di vaste proporzioni in estate e diciamo, a questa giovane età, comunque fa pensare e riflettere. E diciamo che anche il tema dell'ambiente, della situazione ambientale, della crisi climatica è stata anche la mia scelta nel tema di italiano che ho affrontato alla maturità, ma anche un argomento che ho anche affrontato all'orale. E ci sono già le prime polemiche. Mette le mani avanti il sindaco di Roccapietro, Andrea De Bernardin, dice non si cerchino capri espiatori soprattutto nei sindaci. Siamo molto tristi, la nostra comunità è già stata provata da Vaia. Le parole di De Bernardin, solidarizza strettissimo giro di posta il sindaco di Treviso e presidente dell'Anci Veneto Mario Conte. Ma l'importante è che non si cerchi il capro espiatorio sempre nella persona del sindaco, perché poi alla fine spesso abbiamo visto questa cosa succedere, perché se decidiamo che le Dolomiti vanno chiuse e non ci si può più andare nessuno ed evacuiamo anche gli abitanti che ci abitano dentro, allora è un'operazione che va fatta a livelli superiori. Se decidiamo che le Dolomiti sono ancora fruibili e i villaggi ancora abitati, io credo che tutto possa succedere, perché le montagne si sa che vengono giù, purtroppo le montagne vengono giù. Usa la solita chiarezza Andrea De Bernardin, sindaco di Roccapietore, che sta operando a stretto contatto con il collega di Canazzei. Insieme in mattinata hanno emesso un'ordinanza di interdizione dell'area su entrambi i versanti del massiccio, Bellunese e Trentino. Lo stesso questore di Trento ha chiesto agli escursionisti di non avvicinarsi al luogo della tragedia. Immediata anche la replica a chi ora dice che quella zona, viste le temperature eccezionali, doveva essere già chiusa da giorni. Dico semplicemente che quelle stesse persone che stanno dicendo questa cosa pochi giorni prima invitavano via Facebook ad andare in cima alla Marmolada a guardare l'alba, quindi se ci riferiamo al gestore della capanna Punta Penia trovo sgradevole proprio le sue dichiarazioni, sgradevoli e inopportune. Solidarizza il presidente di Anci Veneto, il sindaco di Treviso Mario Conte. La prima telefonata che ho fatto ieri è stata proprio a lui, nel senso che questa è la fase dove bisogna ricercare le persone disperse, stringersi attorno al dolore delle persone che non ci sono più e non lasciarsi andare nel giudicare, nel condannare o puntare il dito contro qualcuno. Questa è una tragedia naturale. Pensate che riguardavo le foto 3 anni fa, al 7 luglio, io mi trovavo esattamente in quel ghiacciaio. Sono partito bevendo un caffè proprio da Bernardin e sono andato su fino a Punta Penia. A essere sotto shock è l'intera comunità di Roccapietore, già provata recentemente dalla forza della natura. C'è una grande tristezza anche fra la mia gente, perché Roccapietore ha già dei luoghi turistici bloccati dopo Vaia. Questa è una ennesima tragedia che colpisce anche noi in maniera forte. Marmolada, dunque, colpa dell'uomo, questo il sondaggio di questa sera. Le telefonate ovviamente sono aperte, diteci la vostra. Sullo sfondo c'è chiaramente il tema dei cambiamenti climatici, che ha a che fare molto, e voltiamo pagina per il momento, con la siccità. Tra l'altro il Consiglio dei Ministri, a quanto si apprende da fonti interne di Palazzo Chigi, dovrebbe riunirsi proprio in questi minuti e dichiarare lo stato di emergenza per la siccità, almeno per 5 regioni. Ci sono la Lombardia, l'Emilia Romagna, Piemonte, Friuli, Venezia Giulia e per l'appunto il Veneto. Si va verso la dichiarazione quindi dello stato di emergenza, che potrebbe consentire per esempio l'individuazione di un commissario straordinario, come auspicato nei giorni scorsi dallo stesso governatore del Veneto Luca Zaia. Una situazione, quella della siccità,
città che si sta portando in sofferenza e in particolare i vitigni del Prosecco, oltre a prosciugare diversi pozzi utilizzati dagli acquedotti. Ma ci fa il punto Lucio Zanato. C'è preoccupazione per questo periodo di siccità. Già notiamo anche visibilmente così che in particolar modo i vigneti sono in sofferenza. Anche il Prosecco soffre la siccità. È l'ennesimo segnale del cambiamento climatico che coinvolge anche la Marca. Temperature elevatissime e scarsità d'acqua che colpiscono tutte le comunità. Noi abbiamo sensibilizzato i cittadini all'uso dell'acqua per quello che sono gli usi consentiti e ovviamente puniremo chiunque la utilizzi quando non è consentito. Ecco. Perché la siccità abbassa i livelli dei fiumi ma cancella anche la falda dei pozzi degli acquedotti. Abbiamo già un paio di pozzi, mi diceva l'ATS, su Farra che sono secchi da circa un mese, ma fortunatamente riusciamo ancora con i pozzi di Soligo. È chiaro che l'auspicio è che piova presto perché ovviamente ne risentono tutti, ne risentono anche le coltivazioni, perché l'acqua manca da molto tempo e ovviamente questo caldo così importante manda in sofferenza tutto e quindi è una situazione sicuramente seria. L'auspicio è appunto che piova presto e soprattutto che piova però per un lungo periodo e non faccia stravaganze che oramai siamo abituati a vedere che sono poi i danni che ne escono. Siccità che ha evidenziato anche la dispersione dell'intera rete idrica trevigiana. La situazione della rete idrica, come ben sappiamo, è pesante. Abbiamo una rete idrica caratterizzata da elevate perdite, però anche da elevati investimenti che questa azienda sta facendo per ridurle. In questa situazione complessiva da ATS un segnale di ottimismo. Stiamo vedendo una leggerissima ricarica delle falde grazie alle precipitazioni di questi ultimi giorni. La situazione però è ancora pesante in quanto abbiamo sorgenti che alimentano migliaia di persone come lo Schiaveni che hanno avuto un calo del 70% dalla loro portata abituale. La cronaca, terribile schianto questa mattina alle 8 lungo la strada regionale Feltrina all'altezza di Cornuda, gravissimo un 42enne di Cavaso del Tomba, viabilità in tilt. Si passa per la viabilità sotto da Biadene verso Cornuda, Crocetta, la Feltrina è totalmente bloccata, c'è la parte nord che è la protezione civile di Pederoba, l'Avab che sta bloccando tutto con la polizia locale. La parte sud dei carabinieri con la protezione civile di Cornuda, Crocetta e Montebelluna e la viabilità è interrotta da diverse ore. I camion grandi, come vedete, sono rimasti in mezzo. Alle 12 in punto i vigili del fuoco riescono ad agganciare il camion che trasportava ghiaia e che era finito nel fossato dopo l'impatto violentissimo contro l'auto guidata da un 42enne di Cavaso del Tomba. Sono le 8 del mattino lungo la strada Feltrina quasi deserta. Il 42enne a bordo di quest'auto, una Ford Focus Station Wagon, ora ridotta in lamiere, stava viaggiando in direzione Treviso quando, per cause sconosciute, invade la corsia opposta, impattando violentemente contro il mezzo pesante di proprietà di una ditta di Villorba che viaggiava in direzione Feltre. Nello scontro l'auto carambola finendo scaraventata nel fosso e diventa un ammasso di lamiera. Ad estrarre il conducente dal groviglio di ferraglia i vigili del fuoco di Montebelluna. Da Treviso intanto parte l'elicottero. Il ferito è subito intubato, ha riportato fratture multiple e si trova ricoverato in prognosi riservata all'ospedale di Treviso, dove arriva in codice di massima gravità. Illeso invece il conducente del camion. La circolazione viene subito deviata sul posto polizia locale, carabinieri, protezione civile e vigili del fuoco. I mezzi sono fatti transitare per la viabilità secondaria, ma diversi camion restano fermi per ore, come anche un mezzo di trasporto eccezionale. Sul posto anche Veneto Strade per il ripristino del manto stradale su cui si è riversato l'olio del motore della Focus. Ci sono volute diverse ore per liberare la carreggiata anche dalla ghiaia persa dal camion. Pochi i dubbi sulla dinamica dell'incidente. Per i rilievi di legge sono intervenute le pattuglie dei carabinieri di Cornuda e Pederoba. Un altro incidente sempre in mattinata è avvenuto a Frescada di Preganziol lungo il Terraglio, coinvolte 2 auto con altrettanti feriti, fortunatamente lievi. Le ripercussioni al traffico sono state molto pesanti, sul posto la polizia locale ha deviato il flusso di auto sulla viabilità secondaria.
Stamattina i vigili del fuoco sono intervenuti presso il laghetto di Lovadina di Spresiano per un'auto finita nel lago, lo vedete, dal parcheggio di via Gasparotto Vecelli. Fortunatamente nessuna persona è rimasta ferita. Con ogni probabilità l'auto era stata parcheggiata senza il freno a mano tirato e si è mossa da sola, finendo nel lago davanti agli occhi del proprietario di 72 anni. I pompieri arrivati da Treviso anche con l'autogru e da Venezia con il nucleo sommozzatori hanno operato per il recupero dell'auto finita sommersa nel lago fino al tettuccio. Sempre per la cronaca, il Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Treviso ha dato esecuzione a un provvedimento emesso dalla sezione misure di prevenzione del Tribunale di Venezia a seguito di indagini dirette dalla Direzione Distrettuale Antimafia, con il quale è stato disposto il sequestro di un appartamento di 143 metri quadrati nei confronti di una persona residente in provincia di Treviso nella zona di Montebelluna, ritenuta sulla base delle previsioni del codice antimafia socialmente pericolosa. Così dunque a Montebelluna. Adesso per noi qualche istante di pubblicità, fra poco. Di nuovo in studio per alleggerire i toni di questa giornata davvero drammatica. Parliamo di animali, perché una famiglia trevigiana su 2 ha almeno un animale da compagnia. 45.000 quelli censiti, per i quali il Comune di Treviso ha presentato oggi ben 2 iniziative. È stata davvero particolare quella appena iniziata sul fronte abbandoni degli animali. Fino all'inizio della pandemia un evento che si ripeteva puntualmente con le vacanze. Ma questo 2022, almeno a Treviso, sarà ricordato per la quasi totale assenza di casi. C'è stato un intervento nel territorio grazie all'ASL, grazie alle sterilizzazioni di massa, gatti, colonie, gatti di proprietà, cani, e quindi abbandoni non ce ne sono, cucciolate indesiderate non possiamo dire che ce ne siano, soprattutto nel nostro territorio. Una buona notizia a metà, perché comunque al rifugio del cane, come il Gattile provinciale, arrivano animali da compagnia in cerca di adozione. Il problema nascono da anziani che hanno preso magari a un'età già avanzata dei cuccioletti, per cui non se ne possono occupare, proprietari che acquistano cani di razza e dopo non sanno gestirli, sfratti, moltissime persone vanno all'estero lasciando il cane in casa. Oltre un centinaio i cani accolti nel rifugio di Ponzano per scelte sbagliate. Ecco perché il Comune di Treviso ha deciso di riproporre ai cittadini un opuscolo per la consapevolezza dell'adozione. Sarà in distribuzione nelle scuole da settembre. Perché è chiaro che, come tutti noi, la decisione di prendere un animale spesso è imposta, oserei dire, dai nostri amici, dai nostri bambini che ci chiedono di prendere un animale. È giusto partire a fare un'educazione civica anche nei loro confronti per capire che un animale non è un giocattolo, ma ha delle sue esigenze e quando cresce ne avrà sempre di più. Ma non è l'unica novità di Treviso per gli amici a 4 zampe. Dai prossimi giorni in tutta la città, quartieri compresi, saranno distribuite queste ciotole per l'acqua. Questa è una nuova iniziativa che ha deciso di unire il regalo di ciotole per l'utilizzo dell'acqua all'esterno delle attività produttive, ma sicuramente la cosa più importante è dare un decalogo per l'utilizzo delle stesse e anche delle ciotole che in questo momento i commercianti espongono. Nel decalogo le buone pratiche igieniche a salvaguardia della salute degli animali e contro la diffusione di malattie. Ci sono circa 43.000-45.000 animali di affezione, di cui la metà cani e la metà gatti. Quindi possiamo presumere che almeno 23.000 amici a 4 zampe potrebbero attraversare tutto il territorio comunale, perché non dimentichiamoci, queste ciotole verranno distribuite anche nelle periferie come in centro, chiunque abbia un'attività produttiva. Primo giorno di riprese del sequel di Dune, oggi a San Vito di Altivole, cimitero interdetto da qualche giorno. Oggi con il primo ciak sono state respinte anche alcune donne che volevano portare i fiori ai loro cari. Agli accessi abbiamo incontrato alcuni fan davvero irriducibili. Da stamattina alle 7. Quindi fan di Dune? Di Florence, ho un Funko Pop, se mai dovessi vederla. Ma ce la farai a vederlo? Secondo me no,
devo andare a lavoro tra un po', quindi. Macchina fotografica nello zaino, bottiglia d'acqua, una chiavetta con il curriculum e diversi lavori. Sono arrivati pieni di speranze e curiosità, in pochi irriducibili, consapevoli che la loro attesa avrebbe potuto essere vana, e così è stato. Tutti e tre gli accessi alla tomba Brion, dove questa mattina sono iniziate le riprese del sequel di Dune, pellicola pluripremiata agli Oscar del regista canadese Denis Villeneuve, sono stati interdetti. Impossibile per i fan accedere al set, e così un aspirante tecnico della fotografia, un modello di Bassano del Grappa, un giovane con una locandina già autografata e una giovanissima fan accompagnata dalla mamma oggi si sono accontentati di sognare. Del regista e degli attori in generale, perché ha visto Dune 1 e quindi adesso vorrebbe vedere il secondo, ha anche acquistato il libro in lingua originale e si spera di vedere qualcuno, ma è tutto talmente blindato che è impossibile. Volevi agganciare qualcuno? Volevo entrare nella situazione, ci stava. Sei un fotomodello? Sì, modello, sì. Accesso interdetto anche alle nostre telecamere. Dal campo base, dove è tutto un viavai di auto e furgoni da questa mattina, ci invitano a tentare gli altri accessi. Qui, nell'area in cui al cimitero si arriva soltanto a piedi, alcune signore sono arrivate in mattinata con dei fiori per i loro cari e sono state respinte. Il cartello svolazzante appeso alla transenna dice chiaramente che per 3 giorni in cimitero non si entra. L'ordinanza è stata emessa proprio lunedì scorso, più avevamo anche avvisato tramite dei cartelli appositi 10 giorni prima, proprio per avvisare i cittadini che non si trovassero in queste condizioni di disagio. Fanno entrare neanche il sindaco? No, assolutamente. Niente, il set è blindatissimo da quello che mi hanno detto, per cui resta la curiosità anche per me. Qualche disagio era prevedibile. Il cimitero sarà accessibile a partire da giovedì, annuncia il sindaco. Un residente racconta di aver visto respingere anche una coppia di turisti francesi da Parigi in Veneto, giunti ad Altivole anche per visitare il memoriale Brion che domina il piccolo cimitero. Il capolavoro del maestro Carlo Scarpa per ora può attendere. E a proposito di grandi eventi, gli alpini veneti della Marca in particolare scaldano i motori verso il raduno triveneto delle Penne Nere di Asiago. Decine di migliaia di persone, penne nere in testa per la festa più attesa. Gli alpini scaldano i motori per la dunata triveneta di Asiago. 2 anni di attesa, lo slittamento causa Covid dell'anniversario dei 100 anni della prima dunata alpina sull'Ortigara. La memoria e la tradizione che finalmente possono essere omaggiate. Tutte le sezioni si preparano, non può mancare Treviso che già giovedì prevede un primo evento di avvicinamento. I nostri gruppi sono tutti organizzati, abbiamo la marcia della memoria con i muli che partirà da Treviso giovedì mattina alle 7, che arriverà ad Asiago sabato pomeriggio. Il programma ufficiale prevede venerdì 8 alle 14 l'inaugurazione della nuova ala del Museo della Grande Guerra, seguita dagli onori al Labaro Nazionale e al gonfalone della città di Asiago, dall'alzabandiera in piazza Carli e dalla sfilata verso il Sacrario dell'Aiten, dove verrà officiata una messa solenne dal cardinale Pietro Parolin. Spazio poi all'inaugurazione della cittadella alpina. Nel pomeriggio sarà presentato un libro di racconti e immagini della Grande Guerra in altopiano. Sabato la giornata inizia all'alba con la partenza delle autorità e dei vessilli per il Monte Ortigara. Sulla cima della montagna diventata simbolo della dedizione degli alpini ci sarà la celebrazione solenne alla Colonna Mozza, dove spicca il monito di chi ha vissuto gli orrori della Prima Guerra Mondiale, per non dimenticare. Sabato sera spazio ai cori e alle fanfare nei paesi dell'altopiano. Domenica, finalmente, il giorno dello sfilamento nelle vie di Asiago delle migliaia di penne nere che parteciperanno alla Triveneta, un appuntamento che Antenna 3 seguirà come ogni anno in diretta fin dal mattino. Festa dunque, ma con prudenza e buonsenso, perché lo spettro della risalita del Covid si fa sentire. Un po' sì perché anche quando stiamo facendo le nostre cerimonie localmente, nei nostri gruppi, c'è sempre un po' di timore, un po' di paura che si sforzi un pochino la mano e si scatoli qualcosa. Però onestamente siamo confidenti nel buon senso delle persone di capire quando c'è bisogno di usare ancora la mascherina, perché la mascherina sì, si può togliere, però in certi ambiti. Quindi un invito anche da parte mia a tutti i miei alpini che quando si troveranno anche qui ad Asiago, in luoghi molto affollati e al chiuso, di indossarla ancora. Inevitabile che dopo gli attacchi mediatici post adunata nazionale di Rimini tutti i presenti siano osservati speciali, ma gli alpini sono tranquilli. Che ci osservino pure, noi siamo sereni del nostro essere, del nostro fare.
Quello che è successo a Rimini sicuramente è una brutta pagina, un brutto momento, però la gente intelligente può capire cosa realmente poteva essere successo e cosa no. Dopo, controllare tutti è impossibile. Noi siamo sereni, continuiamo la nostra vita associativa e poi sarà quel che sarà. Un grande evento, la cerimonia più toccante quasi sicuramente sabato mattina sull'Ortigara, ma ci racconta tutto Ferdinando Garavello. I giorni sull'Ortigara. Nel giugno del 1917 sono state combattute aspre battaglie su questa montagna. Siamo sulla cima dell'Ortigara, 2100 metri e qualche centimetro in più. Battaglie furiose che sono entrate nella storia. Qui non c'è pietra, non c'è sasso, non c'è buca che non possa raccontare episodi di incredibile eroismo, di follia umana di quello che è stato il carnaio della prima guerra mondiale. Qui c'è una frase per non dimenticare, l'hanno messa gli alpini che si sono ritrovati su questa cima per la prima volta nel settembre del 1920. Nel 2020, 100 anni dopo, si sarebbero dovuti rincontrare qui per la dunata del centenario, la dunata triveneta del centenario, ma è successo quello che tutti sappiamo. Torneranno quest'anno, sabato 9 luglio qui sull'Ortigara per una cerimonia importantissima dal grande valore emotivo, dal grande valore storico, e tutti quelli che verranno qui porteranno poi scolpito nel proprio cuore questa frase per non dimenticare. Non ha più soldati. E noi ogni giorno parleremo di adunata e di alpini, lo faremo con una serie di pillole e racconti per immagini, per raccontarvi il rapporto fra le Penne Nere e questo meraviglioso territorio. Su Antenna 3, quindi aspettando gli alpini, va in onda ogni giorno alle 14:35, alle 20:15 e alle 23:25, questo in attesa della grande diretta di domenica su Media Nord-Est. E vi do gli aggiornamenti dell'ultima ora sul fronte della Marmolada. Oggi una lunga diretta, abbiamo tentato di raccontarvi minuto dopo minuto quello che stava succedendo sul massiccio, l'operatività dei soccorsi e l'ufficialità commossa dei vari interventi. Quindi allo stato attuale ci sono 13 dispersi, 10 sono di nazionalità italiana, buona parte veneti e 3 di nazionalità ceca. Le autorità stanno ancora accertando la proprietà di 4 delle 16 auto parcheggiate nei pressi dei sentieri che portano al ghiacciaio. Hanno tutte targhe straniere, una tedesca, 2 ceche e una ungherese. Così ha comunicato il soccorso alpino trentino. 7 i morti, diversi residenti in Veneto, un bilancio che è in continuo aggiornamento. Siamo ancora in attesa dell'ufficialità, dobbiamo capire se ci sono anche un morto trevigiano, un uomo residente a Montebelluna e una donna di Asolo. Ovviamente nei prossimi minuti, nelle prossime ore avremo appunto tutti gli aggiornamenti anche su questo fronte. Il sindaco Bordini, il sindaco di Montebelluna, ci ha confermato che sta sentendo tutte le autorità competenti per avere la contezza di quello che sta succedendo. Come sapete, oggi è stata una giornata anche di riconoscimento delle salme. I corpi purtroppo sono in pessime condizioni, quindi è davvero difficile risalire all'identità dei singoli corpi. Una tragedia ovviamente inenarrabile
che continueremo a raccontare a partire dalle 21:15 con Ring. In studio con il vice direttore Ferdinando Avarino, anche diversi ospiti. Tornerà a collegarsi per tutti gli aggiornamenti l'assessore regionale alla protezione civile Giampaolo Bottaccin, ma ci saranno anche Erika Baldin del Movimento 5 Stelle, l'onorevole Roger Demenec del Partito Democratico, Alberto Villanova della Lega e Mario Conte, sindaco di Treviso e presidente dell'Anci Veneto. E come sempre il sondaggio di Ring che vedete in sovraimpressione: Marmolada, colpa dell'uomo. Ovviamente le telefonate sono aperte. Grazie davvero per l'attenzione, adesso c'è il meteo, buon proseguimento di serata. Da oltre 40 anni Bacifrutta c'è per te. La qualità e il risparmio Bacifrutta c'è per te. Selezioniamo il prodotto, Bacifrutta c'è per te. Bentrovati al meteo. Anticiclone meno saldo sul nostro territorio, correnti più fresche portano un graduale calo termico e anche una locale instabilità. Vediamo dove nel dettaglio. Sul Veneto la grafica di martedì 5 luglio ci mostra una situazione tutto sommato buona, con sole prevalente. Avremo alternanza di nuvole e rasserenamenti sui rilievi con occasionali temporali, possibili sin dal mattino, anche di forte intensità, che potrebbero via via poi estendersi anche alla pianura circostante. Farà ancora abbastanza caldo, ma molto meno rispetto ai giorni precedenti. Avremo temperature in diminuzione, sia pure lieve per il momento. Minime tra 15 e 23 gradi, massime invece comprese tra i 28 e i 33 gradi. Spostiamoci ora sul Friuli Venezia Giulia, rovesci sulle zone montane, possibili fin verso le aree limitrofe, più soleggiato invece altrove. Temperature minime sui 20-24 gradi, massime sui 31-32 gradi. Infine diamo uno sguardo alla situazione del Trentino Alto Adige. Anche qui avremo una certa variabilità con nuvolamenti e precipitazioni sparse un po' per tutta la giornata. Temperature minime intorno ai 17-18 gradi, massime sui 32 all'incirca. Dal meteo di Antena 3 per ora è tutto, grazie per l'attenzione, arrivederci. Da oltre 40 anni Bacifrutta c'è per te. La qualità e il risparmio Bacifrutta c'è per te. Selezioniamo il prodotto, Bacifrutta c'è per te.